Quasi 71 milioni le persone in fuga da guerre e persecuzioni e il record negativo degli ultimi 70 anni, lo rileva l'UNHCR in vista della giornata mondiale del rifugiato che si terrà domani. La Turchia è il paese che ha accolto più migranti, quasi 4 milioni. La corrispondente Carmela Giglio. Si lasciano alle spalle un presente fatto di guerre, di oppressione e di abusi, di una povertà senza scampo e si mettono in marcia verso un futuro che non riescono nemmeno a intravedere. Quasi 71 milioni di persone in fuga, il numero più alto mai registrato nella storia moderna, formano una massa indistinta di umanità sofferente che scuote, soprattutto in Occidente, paure e pregiudizi, mette in forse certezze e bisogno di sicurezza, accende il confronto su politiche di accoglienza e di integrazione. Eppure a farsi carico della crisi migratoria, una delle grandi sfide dei nostri tempi, come l'ha definita l'Alto Commissario ONU per i rifugiati, Filippo Grandi, sono soprattutto i paesi più poveri, che accolgono un terzo di tutti i rifugiati su scala mondiale. Seguono quelli a reddito medio-basso, che aprono le porte ad una media di 6 migranti su 1000 abitanti, una percentuale che nelle nazioni più ricche scende a 3 su 1000. Dall'America Latina all'Africa fino al Medio Oriente, l'80% dei rifugiati trova asilo nei paesi di confine, come è accaduto alla Turchia, che ha aperto le porte a oltre 3 milioni e mezzo di siriani, ma che dal 2016 è anche diventata la grande diga che tiene a freno il flusso dei migranti che inseguono il miraggio di una terra promessa e premono ai confini dell'Unione Europea.